In carcere vivi il dolore, vivi una parte di vita vera, di persone che hanno sbagliato ma che a volte sono state sfortunate. Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di U-Talk. Oggi abbiamo il piacere di avere come ospite Irene Testa, garante dei detenuti in Sardegna. Benvenuta Irene Testa. Allora, il suo è un ruolo particolarmente difficile, soprattutto in questo periodo storico in cui sentiamo parlare tanto di sovraffollamento delle carceri, di suicidi purtroppo nelle carceri e anche di altri casi come dei casi clamorosi di errori giudiziari che anche qui in Sardegna sono tornati sotto i riflettori, come il caso di Beniamino Zuncheddu, che è stato scarcerato dopo 33 anni passati in prigione ingiustamente. Io partirei da quest'ultimo punto proprio perché è un tema particolarmente attuale, visto che c'è una raccolta firme per la proposta di legge appunto che porta il suo nome, il nome di Zuncheddu. Ci può spiegare in che cosa consiste nell'effetto appunto? Sì, allora questa proposta si ispira proprio alla vicenda di Beniamino Zuncheddu, vicenda che ho seguito diciamo da vicino e ho impresso diciamo il momento in cui Beniamino è uscito dal carcere con le sue buste, con i suoi abiti, oggetti personali che aveva in carcere, e da quel momento non c'è stato nient'altro, diciamo, non ci sono state delle scuse, non c'è stato un sostegno di nessun tipo. Beniamino è stato diciamo lasciato così come senza appunto nessun tipo di supporto, e ci siamo resi conto che una persona che vive una vicenda giudiziaria di quella natura, magari anche con meno anni, perché Beniamino certo è un caso limite, ma però ci sono tante persone che finiscono ingiustamente nelle nostre carceri, tant'è vero che abbiamo dei dati che ci dicono che sono circa 1000 ogni anno, persone che ingiustamente finiscono in carcere, e sappiamo anche che i risarcimenti arrivano dopo molti anni, anche dopo 7, 8, 9, 10 anni. Tra l'altro solo il 45% delle richieste di risarcimento danni vengono accolte. Quindi significa che non è neanche detto che un Beniamino possa avere un risarcimento, o anche altri, faccio per dire. Quindi lui è tornato a casa senza avere nulla, come è tornato a casa come è entrato in carcere? Sì, così? senza avere neanche oggi i soldi per potersi pagare un appartamento, certo. per poter badare a se stesso, sì. per comprarsi le sigarette, per potersi certo. comprare il pane. No, cioè Beniamino diciamo ha semplicemente solo una fortuna, quella di avere una famiglia che lo sostiene, però voglio dire, magari chi ci dice che Beniamino vorrebbe vivere in autonomia con una certa indipendenza, perché no? Del resto è una persona a cui è stata rubata la vita, 33 anni di vita, per cui magari anche dover aspettare 10 anni significa arrivare a 70 anni, e seppure dovesse arrivare questo risarcimento, insomma, anche lì non so quali progetti di vita uno possa fare, no? Però diciamo, quindi da un certo punto di vista questa proposta di legge prevede una provvisionale, un assegno che interviene, perché c'è proprio un vuoto normativo da questo punto di vista, cioè il legislatore non ha mai previsto niente, diciamo, nel passaggio dalla soluzione fino alla sentenza di risarcimento danni. Quindi quello che si chiede con questa proposta di legge è diamo un assegno insomma, che quantificherà il legislatore, pari al doppio dell'assegno sociale, insomma una misura che possa servire a queste persone per poter campare, perché ci sono molte persone che sono costrette ad andare alla Caritas. Lo stesso Zuncheddu, tante volte quando ci ho parlato e mi capita di parlarci, mi dice: ma cosa devo fare? Dovrei andare a rubare adesso, dopo che ho fatto 33 anni di carcere da innocente? Per cui diciamo è abbastanza inaccettabile, no? Che lo Stato sbaglia, però poi deve rimediare, e non può rimediare dopo 10 anni o un periodo così lungo, perché quelle persone fanno in tempo anche a morire senza vederlo il risarcimento danni in molti casi. Quindi è una proposta molto semplice, anche di buon senso.
Si può tra l'altro firmare, ora state coinvolgendo tanti comuni sardi, giusto? Però si può firmare anche online. Sì, si può firmare nella piattaforma governativa online, tra l'altro è molto semplice, basta avere lo SPID o il CIE per poter firmare, ma devo dire che la proposta sta vedendo allora, tutti quelli che ci fermano e che ci incontrano e che scrivono dicono vogliamo firmare, perché tutti vorrebbero firmare questa proposta, no? Per sostenere Beniamino, ma anche la causa in sé. E però molti non riescono a firmare, quindi i più anziani non hanno lo SPID, altri non riescono a farla, i giovani sono invece completamente assenti. Sono quelli che invece hanno lo SPID. Sì, certo, e quindi potrebbero farlo soltanto con probabilmente è proprio una questione, credo, di mancata informazione, no? Rispetto a questo tema, perché sono proprio loro, diciamo, che potrebbero far salire questo numero di firme, e che diciamo nel modo classico raccogliere le firme è sempre più difficile, perché bisogna fare il tavolo, avere gli autenticatori, i certificatori, evidimare i moduli, richiedere i certificati, è una procedura molto lunga. Per cui noi abbiamo fatto un passo in avanti importante con questa piattaforma governativa, è un peccato che non la si riesca diciamo, a sfruttare. Vi servono, al momento l'obiettivo è? Sono 50.000 firme, sì. Lei ha scritto sui social, è una legge di civiltà perché Beniamino e gli altri hanno il diritto di poter vivere una vita dignitosa. E lo stesso Beniamino poi in un post ha scritto non solo mi hanno messo in carcere per tutta una vita, ma anche il dopo continua ad essere faticoso, perché nessuno pensa a quello che è successo una volta che è uscito dal carcere, come raccontava. Per me è una cosa agghiacciante, io lo sento spesso anche telefonicamente e mi racconta e capisco le frustrazioni che quest'uomo vive, no? Perché non è una cosa, cioè intanto 33 anni sono davvero una vita, quindi anche proprio a livello psicologico, emotivo, riadattarsi alla vita fuori quando quella vita per molto tempo non l'hai conosciuta, perché era molto giovane, è riuscito dopo 33 anni, quindi già c'è questa fatica da parte sua, molto, insomma, la sua vita è uscito da un anno dal carcere, ma è molto proiettata ancora anche a Utah, no? Cioè, perché vivere in un carcere per 33 anni significa che quello è il mondo che che lui ha conosciuto. Quindi questo mondo è già difficile, quindi riuscire a socializzare, a riadattarsi. Se poi non gli diamo gli strumenti per poterlo fare, se quest'uomo non può neanche andare al bar e invitare un compaesano, un suo amico, un suo conoscente, un caffè, avere il piacere di dire ricambio una birra, perché non deve chiedere i denari alla famiglia, beh, questo non è giusto, no? Quindi è una doppia pena è stato dato a Beniamino, un'ingiustizia sull'ingiustizia, cioè per me è una cosa veramente incredibile, inaccettabile e violenta, se vogliamo, nei confronti di una persona che insomma credo che abbia già patito troppo. In questi ultimi mesi si è parlato tanto anche di aumento dei suicidi purtroppo in carcere e anche in Sardegna. I numeri sono davvero spesso impressionanti. Qual è la situazione nell'isola e se le è capitato un caso che l'ha particolarmente colpita? Immagino che lei appunto andando nelle carceri a incontrare i detenuti senta tante storie, no? Sì, certo, per forza, li vedo anche e non faccio fatica quando li incontro a pensare tante volte questo è a rischio suicidario, questa persona non so quanto potrà resistere in queste condizioni, perché io mi trovo davanti spesso persone malate, molto malate, alcuni con doppie diagnosi, tossicodipendenti e quindi anche dei problemi psichiatrici seri, soprattutto giovani che a volte non capiscono neanche perché stanno in carcere, perché alcuni hanno proprio addirittura delle psicosi maniacali in corso, per cui sono questi ragazzi che magari mettono fuoco alla cella perché non ci stanno proprio con la testa, andrebbero curati, andrebbero seguiti fuori dal carcere in una struttura chiaramente adatta alle loro esigenze, alle loro patologie.
perché molto spesso sono quei ragazzi che non sono stati seguiti all'esterno e quindi prima o poi finiscono dentro il carcere. Io ad esempio conosco tante mamme che mi contattano di ragazzi giovanissimi, mamme costrette loro a denunciare i figli perché magari hanno dato in escandescenza, perché usavano sostanze, perché chiamando i servizi sociali e territoriali gli dicono ma noi non possiamo fare niente, non possiamo intervenire, forse in alcuni le mamme si trovano costrette a denunciarli per attivare questo circuito, che però è un circuito folle, perché la mamma lo denuncia, il ragazzo viene messo in carcere, poi dal carcere si attiva la comunità, ma questo si attiva magari dopo un anno. Dopo mesi e mesi, e magari quel ragazzo che sta in condizioni veramente precarie non resiste in quei mesi in carcere. Infatti una storia che mi ha colpito particolarmente era di un ragazzo che stava in attesa della comunità, era idoneo alla comunità, aveva un disagio psichiatrico e c'è voluto tempo, diciamo, per individuare questa comunità, perché le comunità non ci sono, dobbiamo dire anche questo. Questo ragazzo io l'avevo visto 2 giorni prima che lui compisse questo gesto e mi aveva molto colpito perché lo avevo visto seduto sotto una finestra, molto pensieroso, con la testa abbassata. Di solito a me in carcere mi chiamano tutti nelle sezioni, no? Tutti i detenuti hanno bisogno di dirti qualcosa, di sfogarsi, di raccontarti, di chiederti aiuto. Lui no. E lì sono proprio tornata indietro, ho detto ma che strano, gli ho detto ma stai bene? Ah sì, si è presentato, mi ha detto ho chiesto dei libri, adesso sto aspettando che la comunità, mi hanno fatto il primo colloquio. Insomma, questo ragazzo era evidentemente molto depresso, con un disagio psichiatrico, e dopo 2 giorni so che ha messo in atto questo, si è tolto la vita, insomma. Lui poi ha donato i suoi organi, che lo aveva anche lasciato, era una sua volontà, ha salvato tra l'altro, mi pare di ricordare, 6 persone con i suoi organi. Però è uno dei tanti, purtroppo, non è solo lui, nel senso che... Ma non esiste un team di psicologi, certo, psichiatri? esistono anche i protocolli antisuicidio, diciamo... E funzionano, in questi protocolli, lei? per esempio, viene stabilito, si cerca di capire se è ad alto rischio suicidario, allora viene messo in una certa cella o non viene magari lasciato da solo, sì, ma con un compagno di cella, però magari il compagno di cella va a fare i colloqui, va a fare i passeggi. Infatti questo ragazzo, quando i compagni di cella sono andati ai colloqui, è successo questo, si è tolto la vita. Se dovesse indicare una priorità assoluta per ridurre appunto questi suicidi in carcere, secondo lei quale sarebbe? Ma sicuramente penso che innanzitutto è necessario che si creino delle comunità, soprattutto a doppia diagnosi, perché sono tantissimi i detenuti che assumono terapia. E quindi che hanno patologie di tipo psichiatrico, magari non psichiatrici puri, cioè con psicosi, ma borderline, persone che si affettano e si tagliano ogni 2 ore in carcere, questo accade, che ingeriscono le pile, che tentano il suicidio, che si fanno male, insomma. Lì abbiamo numeri che vanno anche fino all'80%, per cui e soprattutto abbiamo delle pene anche molto basse di questi ragazzi. Ci sono circa 4.000 persone che hanno pene da 1 mese a 6 mesi. Quindi pene da 1 mese a 6 mesi significa che potrebbero benissimo stare in comunità ed essere anche curati, perché è inutile metterli in carcere e lasciarli così abbandonati. Questo non serve neanche alla società, non serve a nessuno, perché comunque prima o poi queste persone usciranno dal carcere. Quindi se era tossicodipendente quando è entrato, se ha dei disagi psichiatrici, non è che quando lo rimettiamo fuori si risolve il problema. Infatti la recidiva è altissima, perché vanno e vengono, entrano ed escono, e il carcere viene visto come quel contenitore dove mettere tutto quello che non si riesce poi a gestire all'esterno.
Lei recentemente è stata, tra l'altro, anche avendo denunciato dei fatti appunto in carcere, è stata accusata sui social e alcuni scrivevano perché gli vogliamo dare ostriche e champagne in carcere. Come se la spiega questa cosa? Beh, diciamo che è una cosa che capita praticamente sempre, cioè, okay. nel senso che le offese, ecco perché noi, allora intanto sicuramente manca l'informazione giusta, manca anche una certa consapevolezza, diciamo, del diritto, dello Stato di diritto, no? Ma anche a livello culturale andrebbe fatto un grande lavoro, perché ci sono cose che evidentemente non si riescono a comprendere, Sì. perché io non dico mai liberate tutti, non devono pagare, non è questo il mio messaggio, no? Io cerco di spiegare che intanto anche chi perde la libertà mantiene dei diritti, ce li ha, li prevede la Costituzione, li prevede il diritto, la legge, le leggi nazionali e internazionali. Quindi il diritto va rispettato, anche se sono persone che hanno sbagliato. Però mi rendo conto che far passare questo messaggio è veramente difficile. Addirittura, insomma, sono convinti che in carcere, insomma, ostriche, champagne, sì. Oppure se li porti a casa sua, insomma, questa è la frase classica. No, io non me li porto a casa mia perché non devono stare a casa mia, però devono vivere secondo Costituzione, che ce lo dice chiaramente, la pena deve tendere alla rieducazione e alla riabilitazione. Se noi una persona la teniamo 24 ore, 22 ore a guardare il soffitto, come ci aspettiamo che esca questa persona? E poi, insomma, credo che il messaggio che debba essere dato è proprio questo: la società ha dei costi enormi per mantenere il sistema carcerario, cioè i cittadini, quelli che dicono teneteli dentro, pagano per mantenere questo sistema. Circa più di 3 miliardi all'anno vengono spesi per mantenere il sistema carcerario, per avere in cambio che cosa? Un detenuto che quando uscirà sarà peggio di quando è entrato. Quindi non sarebbe meglio invece investire queste risorse e consentire al detenuto innanzitutto di lavorare, di pagare quel vitto e l'alloggio che nella maggior parte dei casi non può pagare perché è nulla tenente e nulla facente. Invece noi abbiamo in Sardegna un modello che è il modello di carcere che dovrebbero copiarci, esportare, imitarci, che è quello delle colonie penali agricole, che naturalmente andrebbero valorizzate, rifinanziate, aiutate, diciamo, perché è veramente un modello di detenzione importantissimo. Lì i detenuti non si suicidano, lavorano, mettono via dei soldini, non ci sono i conflitti tra agenti e detenuti. Quindi vuol dire che la detenzione scontata secondo i parametri del diritto e della Costituzione funziona. Non funziona quando noi mettiamo i tossicodipendenti o i malati psichiatrici buttati in 4, in 5 in una cella dove i rumori, le sezioni del carcere sono fatte in questo modo, sono intanto queste celle affollate dove non c'è un minimo di intimità. Ok, hanno sbagliato, ma vivere in 5 dentro una cella con il bagno a vista, sì. Dove uno non può avere neanche un attimo con se stesso, non è una cosa bella, questa è privazione della libertà, quindi noi non possiamo aggiungere altre pene a queste, no? Mentre invece ci sono tutta una serie di pene che vengono aggiunte alla pena principale, che è la privazione della libertà. Questo non solo non è giusto, rende le nostre carceri in qualche modo fuori legge e anche illegali, mentre le carceri dovrebbero insegnare la legalità a chi ha sbagliato. Quindi il sistema carcerario non dovrebbe permettersi di non rispettare, diciamo, la legalità, perché proprio la sua funzione è quella di insegnare la legalità. Chiaro. Ne approfitto, visto che ha parlato della questione del lavoro, perché un altro tema che ha riacceso un po' il dibattito in questo periodo è stato quello sul caso De Maria. Non è successo in Sardegna, ma comunque se ne è parlato tanto anche qui, il detenuto che ha ucciso la sua collega di lavoro e poi si è buttato dal Duomo di Milano, perché in tanti si sono chiesti come fosse possibile che un detenuto con quelle caratteristiche avesse il permesso di andare a lavorare. Intanto gli
spettava per legge, perché dopo un periodo i detenuti possono avere accesso al lavoro, poi lui si trovava a Bollate. Sicuramente c'è stato un errore di valutazione, immagino, ma è anche vero che questo è un caso su limite, ma diciamo. certo, perché se ne sentono veramente pochissimi di situazioni di questo tipo, quindi non è che si può strumentalizzare una vicenda che, diciamo, è stata fallimentare, no? Però c'è anche un altro aspetto. Questa è la stessa cosa che accade con chi si macchia di reati, ad esempio di pedofilia, sfondo sessuale, per cui sono stati fatti tanti codici rossi, però poi in carcere non facciamo nessun tipo di trattamento. Questo è accaduto anche l'ultimo caso di un detenuto di origine, tra l'altro sarda, che era stato al carcere Lanusei, poi è stato in altri istituti fuori, è uscito e ha compiuto un'altra cosa terribile, diciamo, ai danni di una ragazzina di 11 anni, però io che conosco le carceri dico, a Lanusei non c'è, oggi come oggi, neanche uno psichiatra e neanche uno psicologo. Quindi noi come pensiamo di prevenire? No, perché noi dobbiamo prevenire, non è che possiamo solo punire, è proprio lì l'errore, perché i sex offender, quindi i cosiddetti protetti, chi ha questo tipo di reati, di violenza anche nei confronti delle donne, non è sufficiente punirlo, perché prima o poi esce dal carcere, usciranno dal carcere, la pena non è che è infinita. Però se tu in carcere non hai messo un criminologo, non hai creato un'equipe, se quello che ha abusato di una bimba minore vede lo psichiatra una volta ogni 6 mesi, certo. Ma che trattamento sta facendo? Cioè, in che modo, no, queste persone si stanno curando? Perché la pedofilia è comunque una malattia, cioè la devi seguire, devi intervenire, devi fargli ancora di più. In queste sezioni andrebbe intensificato il trattamento, proprio per essere certi che a qualcosa quella detenzione serve, perché altrimenti ci ritroviamo con persone che una volta che escono rischiano di ricadere in questi reati. Che margine d'azione ha una garante regionale in questo senso? Quali sono le sue priorità oggi, ad esempio, quali le sue attività e gli obiettivi anche futuri? Ma sicuramente diciamo, il garante regionale ha un ruolo di controllo e quindi, diciamo, questo è l'aspetto, ma su altro, ad esempio dopo il controllo c'è un lavoro di moral suasion, perché non ha il potere di intervenire diciamo, direttamente su certe situazioni, e quindi è chiaro che lavora poi con gli enti e con le figure che in qualche modo si occupano del carcere. Può naturalmente denunciare, usare i mezzi di comunicazione per denunciare situazioni che ritiene non siano dignitose, eccetera, eccetera. Però, diciamo, ha anche un ruolo importante con le famiglie delle persone che sono recluse, perché sono quelle che maggiormente scrivono al garante. Perché fuori dalle telecamere mi diceva che una delle richieste più frequenti dei detenuti è proprio la questione degli incontri con i familiari, per esempio. Gli incontri con i familiari che sono preoccupati spesso magari per questioni di salute, perché c'è anche questo aspetto molto importante. Noi abbiamo purtroppo in Sardegna in generale il problema della sanità che non funziona come dovrebbe, ancora peggio in carcere. Mi è stato detto tante volte, sì, non c'è fuori, ma quindi di cosa ci meravigliamo se non c'è in carcere? Però il carcere sono dei piccoli paesi dove ogni ora c'è un evento critico. C'è un detenuto che si taglia, che tenta il suicidio, un altro che litiga con quell'altro, insomma è una serie di eventi critici in continuazione, e quindi è chiaro che l'assistenza sanitaria in carcere deve esserci, intanto è un diritto alla salute per tutti. E invece noi abbiamo istituti dove non c'è neanche il dirigente sanitario, quindi ci sono persone che potrebbero anche uscire e aspettano la sintesi che può firmare solo il dirigente sanitario, ad esempio. Cioè,
insomma, ci sono delle situazioni e quindi magari molti parenti tante volte chiedono al garante: guardi, sono preoccupata, mio marito sta male, ma sta aspettando da 6 mesi, ha la gamba gonfia, quell'altro è in cancre, insomma, sono tante situazioni. Tante situazioni. E quindi scrivono tantissime famiglie, perché magari il detenuto manda la lettera nel modo classico, però arriva, per cui evidentemente il familiare riesce a contattare con molta più facilità l'ufficio del garante, per cui ho tante richieste, diciamo anche all'incirca oltre 300 richieste che arrivano. Invece sulla questione donne, madri detenute, ci sono dei casi eclatanti o dei casi limite in Sardegna, oppure è una questione più nazionale? Beh, ogni tanto qualche bimbo finisce in carcere, no? L'anno scorso 2, una a Uta che è transitata per un breve periodo, un'altra a Bancali, però abbiamo anche poi un ICAM, un istituto a custodia attenuata che era stato costruito proprio per le detenute madri, ma con prole inferiori ai 3 anni, ma non è mai entrato in funzione. Nel frattempo è invecchiato, dentro ci sono i piccioni, praticamente si sono buttati, come spesso accade, tanti soldi pubblici ed è abbandonato, non è mai entrato in funzione. Adesso insomma, si vocifera, sembrerebbe che ci sia l'intenzione di metterlo a disposizione di nuovo come ICAM per le donne che arrivano da tutta Italia. Però io mi chiedo anche, ora non è che la Sardegna può essere come dire il cestino, ma detto non per offendere ed è a Cagliari o è su nel nord? A Senorbi. Ah, a Senorbi, ok. Però noi abbiamo più di 1000 detenuti che non sono sardi, per cui diciamo se noi ci fermassimo alla nostra popolazione si potrebbe fare anche un discorso di rieducazione, di riabilitazione, perché con 1000 detenuti divisi nell'isola si potrebbe fare anche un buon lavoro, no? Mentre invece noi abbiamo più di 1000 detenuti che non sono sardi, quindi adesso probabilmente l'intenzione è anche di portare le detenute madri in Sardegna, che tra l'altro insomma è anche abbastanza complicato portarle nell'isola, perché poi vuol dire pagarsi i biglietti, magari hanno altri figli e quindi i bambini devono venire a fare i viaggi per fare il colloquio con la mamma. Non è proprio così diciamo semplice raggiungere la Sardegna, perché molti detenuti che non sono sardi, le famiglie si lamentano. Perché comunque devi affrontare dei viaggi importanti, no? Certo. Altre situazioni, lei riesce quando torna a casa a, diciamo, chiudere la porta a queste storie, oppure è una cosa che in questo ruolo non è prevista? Ecco. A volte la chiudo e riesco, altre volte me le porto a casa perché ci sono delle storie molto pesanti, alcune che ti rimangono dentro, ma soprattutto in carcere vivi il dolore, vivi una parte di vita vera, di persone che hanno sbagliato ma che a volte sono state sfortunate. Non è che si nasce delinquenti e quindi sei destinato al carcere. Ci sono persone che sono inciampate, persone che sono state più sfortunate, altre che arrivano da contesti difficili, altri che arrivano invece da contesti buoni ma sono finite, hanno comunque magari sbagliato. Insomma, io non li giudico perché poi insomma mi è capitato di vedere in carcere anche persone impensabili, quindi alla fine a chiunque credo può succedere di finirci, a volte anche per errore, come è successo al nostro a Beniamino Zuncheddu e anche ad altri. Però sì, ci sono delle situazioni difficili. Ad esempio mi è capitata una vicenda di una persona che ha compiuto un reato davvero grave, di quei reati proprio dove non c'è perdono. Però questa persona aveva un disagio psichiatrico che, diciamo, dove non si rendeva conto di quello che stava facendo. Quindi ha compiuto un reato brutto. Io ho incontrato questa persona e questa persona
dopo che è stata curata per un po' di mesi con gli antipsicotici, ha riacquistato un po' di lucidità e ha capito che cosa aveva fatto. E credo che il dolore di questa, insomma, vicenda, che non voglio raccontare nel dettaglio, però il dolore era talmente forte di questa persona, perché mi ripeteva: perché l'ho fatto, non so perché l'ho fatto, non mi rendevo conto. Me la sono portata completamente a casa, perché io ho sentito tutto il dolore di questa persona, che è stato terrificante, terrificante. E ho capito che è come se questa persona a un certo punto si fosse svegliata da una situazione dove non era più lei, non era consapevole di quello che stava facendo. E capitano anche queste cose, noi dobbiamo dirlo, cioè delle volte anche tanti omicidi dove magari si invoca la pena di morte, e questo non sto giustificando il reato, però dico, ci sono situazioni dove ci sono persone che hanno delle psicosi maniacali, dove magari sono convinti che quella persona che hanno davanti è il demonio, che quella persona per il suo bene devono eliminarla, cioè questa è la mente umana. Quindi magari diciamo, gli psichiatri sicuramente sono quelli che subito comprendono questo disagio, forse per le persone comuni è più difficile anche, però è così. È così, e queste persone magari riescono a rientrare, a riprendere un po' di lucidità dopo con dei trattamenti molto importanti farmacologici, no? Certo. Per chiudere, Irene, qual è la speranza oggi per i detenuti in Sardegna? Beh, per me la speranza è rappresentata dalle colonie penali agricole, perché le colonie sono davvero un modello di eccellenza unico in Sardegna e in Europa, ma io credo anche al mondo, e ospitano, diciamo, meno della metà dei detenuti che potrebbero ospitare, perché ci sono molti edifici che sono in disuso, vecchi, è poco il personale, per cui, diciamo, cercano di tenere circa 200-300 persone divise nelle 3 colonie. Ma questo è un peccato, nel senso che la colonia innanzitutto produce, perché è anche un'azienda agricola, quindi fanno dei prodotti buonissimi che potrebbero essere venduti all'esterno, mentre invece questo non avviene, è una vendita interna, e soprattutto riabilita il detenuto, perché il detenuto in colonia non è libero, dentro la colonia va in edificio soltanto per dormire e per mangiare, eppure non scappa nessuno. E anche in colonia ci sono anche stranieri che pure dicono, vanno loro principalmente perché hanno le famiglie lontane, ad esempio, e quindi non gli interessa avere i colloqui frequenti, quindi spesso molti dei detenuti che stanno nelle colonie sono detenuti stranieri, che però diciamo, lavorano e riescono poi a mettere via magari anche un budget per quando usciranno dalla colonia, che gli consente di farsi un'attività, un lavoro, no? Quindi le colonie è necessario. Io, diciamo, concentrerò molto della mia attività sulle colonie penali agricole, perché secondo me vale la pena davvero investirci, ma soprattutto promuoverle affinché non solo in Sardegna si metta a mano, diciamo, quindi aiutando le colonie, ma credo proprio che debbano essere da esempio anche al governo, alla politica, che in tema di carceri non legifera poco, fa orecchio da mercanti ed è disinteressata alla situazione delle carceri, quando però noi abbiamo 17.000 persone in più nelle nostre carceri, no? E quindi prima o poi comunque la politica qualche intervento lo dovrà necessariamente fare, se non vorranno mettere le persone, non lo so, sotto scala, sottoterra, perché è già diciamo, con i suicidi le persone evadono perché non reggono le prigioni così come sono concepite, e poi stanno levando i mobiletti dalle carceri per fare spazio ai letti nelle celle. Ora, fino a che punto possiamo arrivare a questo livello, no?
Poi la capienza regolamentare delle carceri ha un dato, cioè non è che si può arrivare, sì, ci parlano di capienza tollerabile, ma non è che questa capienza tollerabile può arrivare a 100.000 detenuti. Se continuiamo di questo passo si arriverà, quindi pagheremo, perché la cosa strana è che il nostro paese preferisce pagare i rimedi risarcitori ai detenuti che fanno le cause e ce ne sono tanti, circa 5.000 ogni anno. Quindi cosa accade? La CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condanna l'Italia per trattamenti inumani e degradanti continuamente, ma l'Italia preferisce continuare a torturare, però dicendo ti do, guarda, 17 euro al giorno, ti pago il rimedio risarcitorio e ti do il risarcimento. E chiude. Cioè, che è una cosa allucinante, perché voglio dire, allora facciamo una riforma seria delle carceri, perché occorre, e partendo magari proprio da fare tante colonie in tanti istituti. Grazie Irene per averci fornito uno spaccato importante di realtà che magari non tutti, soprattutto i più giovani, conoscono. Grazie alla garante dei detenuti in Sardegna, noi ci ritroviamo nella prossima puntata di U-Talk.